Imprese, scuole e istituzioni, i tre fattori che in questi anni, grazie al progetto Alternanza Scuola-Lavoro della CNA di Padova, si sono uniti per dar vita ad un modello positivo di inserimento delle giovani generazioni nel tessuto economico del nostro territorio. Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della Confederazione Nazionale Artigiani di Padova compie 10 anni e in questo periodo ha messo in contatto ben 5.800 studenti delle scuole medie e superiori della provincia con le piccole e medie imprese del territorio. Quello che noi stiamo facendo è un qualcosa di importante perché coinvolgiamo le famiglie ci danno la forza di dire portate avanti perché mio figlio finalmente parla di lavoro e conosce il territorio. Ecco, la cosa importante che noi valutiamo è che noi abbiamo nel tessuto produttivo bisogno di giovani, i giovani sono il nostro futuro e la cosa che noi abbiamo evidenziato e ha dato tanto risultato perché 5.800 ragazzi in 10 anni non sono pochi. Diciamo che questi ragazzi quando finiscono le scuole hanno avuto l'approccio di andare a dire a queste aziende che sono venuti a vedere questa azienda e si sono innamorati e i titolari orgogliosi di questo progetto hanno assunto i ragazzi. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro è fondamentale per il percorso di formazione di uno studente e la mission di CNA, discussa proprio all'interno di Expo Scuola in fiera a Padova nei giorni scorsi, è quella di sostenere l'orientamento professionale per le nuove generazioni e allo stesso tempo creare un ponte con le istituzioni e le imprese. Fondamentale anche l'impegno dei dirigenti scolastici. I ragazzi proseguono con l'istruzione fino ai 16 anni, ma è fondamentale che conoscano anche il mondo del lavoro e questa è un'opportunità importante anche perché è collegata con il territorio ed è in rete con le istituzioni, in rete con il CNA e dunque offre opportunità interessanti e importanti per tutti noi.